Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche oggi. Vediamo una notizia pubblicata poco fa dai giornali: figli di due mamme, la battaglia è vinta, si tratta delle mamme Arcobaleno, la Corte Costituzionale sì al riconoscimento del bambino da parte della madre intenzionale, soddisfazione da parte delle mamme Arcobaleno e anche il sostegno da parte del sindaco di Padova Sergio Giordani. Andiamo però sulla cronaca. È stato assolto il padre che aveva gettato una bambina, la figlia, dal balcone perché è riconosciuto incapace di intendere e di volere. Vediamo. Era in preda a un delirio, incapace di intendere e volere al momento dei fatti e quindi non imputabile. Si chiude così, con la sentenza di assoluzione in rito abbreviato, la terribile vicenda della bimba di 5 anni gettata dal balcone a Cinto Caomaggiore. A buttarla giù il padre, un 44enne professionista in quel momento disperato perché stava naufragando la nuova relazione avviata dopo l'interruzione di quella con la madre della piccola. La stessa procura aveva chiesto l'assoluzione ritenendo l'uomo non imputabile. Era il 5 gennaio 2024, la piccola era stata affidata al padre sulla base di accordi tra familiari. I genitori della bimba si erano lasciati, ma erano rimasti apparentemente tra loro in buoni rapporti, fino a quella sera quando l'uomo improvvisamente aveva chiuso la bimba all'esterno sul terrazzo di casa e poi l'aveva scagliata giù, un volo di almeno 4 metri, prima di lanciarsi lui stesso a terra. La bambina aveva rimediato un violento trauma cranico, venendo poi ricoverata all'ospedale di Treviso, fortunatamente cavandosela. L'uomo, pur con fratture agli arti inferiori, aveva tentato una fuga disperata, venendo poi bloccato dai residenti e consegnato ai carabinieri subito chiamati dai vicini di casa, che raccontarono le sue frasi deliranti. Una, in particolare: "Se chiudo gli occhi, moriamo tutti". In un primo momento il giudice aveva applicato nei suoi confronti il regime di libertà controllata per 6 mesi. Nel periodo successivo all'episodio l'uomo ha seguito un percorso al centro di salute mentale, assumendo tutti i farmaci che gli erano stati prescritti. Un supplemento di perizia ha stabilito che non è più socialmente pericoloso. Nel frattempo la potestà genitoriale gli è stata sospesa e per l'uomo vige il divieto di avvicinamento alla bimba. Servizio di Nicola Zanetti: inutili soccorsi del 118 per un uomo di 53 anni di Curtarolo, Marco Ceccarello, che ieri pomeriggio aveva accusato un malore mentre stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione alla canna fumaria e ai pannelli fotovoltaici del tetto di un'abitazione di Gazzo. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari chiamati dai colleghi, l'uomo non ce l'ha fatta. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. Si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Anna Chiti, la 17enne morta cadendo in laguna da un catamarano. Lo skipper che si trovava con lei al momento della tragedia parla attraverso il suo legale e dice che è stata una tragedia enorme e dice di essere distrutto. Le indagini, che dovranno stabilire dinamica ed eventuali responsabilità per la morte di Anna Chiti, hanno iniziato il loro corso, ma a prevalere ancora il dolore immenso che ha provocato a Venezia una vicenda tragica come quella che ha interrotto ad appena 17 anni una giovane vita. Il dolore immenso dei parenti e degli amici, fino al dolore di quei giovani della rete, degli studenti medi e dell'Unione Universitari che insieme alla CGIL hanno manifestato sul piazzale della stazione Santa Lucia a 48 ore dalla tragedia. Ed è anche il dolore di Andrea Ravagnin, il 35enne armatore skipper del catamarano su cui Anna ha perso la vita. Si sente veramente costernato per quello che è successo. È una tragedia immane anche per lui ed è assolutamente convinto che questo è il momento del rispetto, del dolore per una famiglia che ha perso una figlia, una giovane ragazza che non c'è più. È veramente una tragedia infinita per tutti. E mi raccontava che lui si è gettato anche in acqua rischiando di suo. Assolutamente, ha provato per quello che poteva in quel momento a salvarla e sembra che anche altri passeggeri abbiano provato in questo senso
senza riuscirci purtroppo. Augusto Palese è l'avvocato che assieme al collega Davide Vianello Viganò assiste Andrea Ravagnin, iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro. Se la giovane era a bordo come hostess e interprete, la morte sarebbe arrivata mentre tentava di gettare la cima d'ormeggio del catamarano. Gli accertamenti sull'annegamento di Anna sono in corso da parte della Capitaneria di Porto e della magistratura. Un'udienza per il conferimento di incarico per l'accertamento autoptico e molto probabilmente verranno poi disposti degli accertamenti in forma di accertamento tecnico non ripetibile per capire la dinamica del triste fatto. Dopo gli accertamenti della magistratura in relazione alle conclusioni dei consulenti, il pubblico ministero assumerà le proprie determinazioni e quindi deciderà se continuare nell'azione penale oltre ogni ragionevole dubbio o meno. Stabilire cosa sia accaduto quel maledetto pomeriggio non dovrebbe essere difficile se è vero, come si dice, che la tragedia si sia consumata davanti a numerosi testimoni e sia stata persino ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Servizio di Filippo Fois. Ci sono stati 2 gravi infortuni sul lavoro ieri nel giro di poche ore nella Marca. Il primo a Mansuè, dove un operaio ha riportato gravi lesioni al braccio, il secondo a Riese Pio X, ancora più grave, dove un lavoratore ha subito l'amputazione di un arto superiore. Entrambi soccorsi con l'elicottero del SUEM sono stati ricoverati al Cafoncello. La rabbia e la protesta dei sindacati. Ha cercato di sbloccare la forca del carrello elevatore che si era fermata in alto, ma proprio mentre stava effettuando la manovra l'impianto pneumatico ha ceduto e la forcella è caduta amputandogli il braccio. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio alla NR Recycling di Riese Pio X. L'operaio, 42 anni del posto, è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Qualche ora prima, alle 7 a Mansuè, un altro incidente sul lavoro alla Legnonova nella zona industriale del paese. Un operaio 37enne è rimasto gravemente ferito ad un braccio durante le operazioni di scarico di alcuni pannelli in legno. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Sul posto, sia a Riese che a Mansuè, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisal per accertare dinamica ed eventuali responsabilità degli infortuni. E sui 2 gravi incidenti sul lavoro nel giro di poche ore intervengono i sindacati. Bilancio tragico che dalla misura di quanto ci sia da fare e invece non si faccia per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Servono regole più stringenti, controlli ed ispezioni, sanzioni maggiori per chi non rispetta le norme, più formazione a partire dalle scuole, dice il segretario generale della CIS Belluno Treviso, Francesco Ru. Vicinanza ai feriti e nello stesso tempo totale preoccupazione, afferma Roberto Toigo della UIL Veneto, per una situazione che si rivela giorno dopo giorno, ora dopo ora, allarmante nel mondo del lavoro. È davvero un bollettino di guerra quello degli incidenti sul lavoro, spesso coinvolti anziani, lavoratori anziani come il padovano Emilio Gambon di 79 anni, vittima dell'ennesima tragedia sulla 4, lo scontro tra Meolo e Roncade. L'impatto violentissimo, il furgoncino che finisce sotto il camion, le lamiere contorte ed un'altra vittima della strada. Il gravissimo incidente sull'autostrada A4 nel tratto a 3 corsie tra Bivio A4 A57 e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare la vittima rimasta incastrata nel posto di guida. Nulla da fare per il conducente del furgone Emilio Gambon, 79 anni, originario di Montagnana ma residente da anni ad Abano Terme. Da una prima ricostruzione nel tratto c'erano rallentamenti segnalati a più riprese dalla concessionaria autostradale con i pannelli a messaggio variabile. Ad un tratto il furgone, per motivi da accertare, ha urtato a forte velocità l'auto articolato che lo procedeva nella coda a tratti. In un attimo si è consumata la tragedia.
Nulla hanno potuto fare i sanitari del SUEM 118 arrivati con ambulanze, automedica e di soccorso. L'uomo è morto sul colpo. Gambon arrotondava la pensione lavorando in una ditta del settore delle pompe di calore da maggio 2019 con un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, 20 ore a settimana, con la mansione di trasportatore. Era un ex istruttore di scuola guida e quindi esperto nel destreggiarsi anche in condizioni di traffico complicate, ma non è bastato. Le squadre dei Vigili del Fuoco, accorse da Mestre e Treviso, con l'autogru hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, il lavoro dei soccorsi ed il silenzio degli operatori di fronte all'ennesima vittima della strada. Di Daniela Sizia. Adesso andiamo in diretta da Cristian Arboita, da Lucio Zanato, perché stanotte un'altra ondata di maltempo con particolarmente colpita la Marca e allagamenti di scantinati, di sottopassi a Ponte di Piave, a Fagarè. In diretta Cristian Arboita. Eccoci direttore, buongiorno da Ponte di Piave, anche da parte di Lucio Zanato che sta curando la parte tecnica e che ti mostra la fotografia di giornata, il sottopasso pedonale di Ponte di Piave. Siamo nel cuore di Ponte di Piave completamente allagato a ridosso del municipio. Questo uno dei risultati, questa è una delle conseguenze della bomba d'acqua che si è abbattuta in questa parte di Marca Trevigiana questa mattina alle 8. Decine di interventi dei vigili del fuoco in corso, non solo qui a Ponte di Piave, nel cuore, nel centro di Ponte di Piave, nelle vie collaterali, ma anche a Salgareda, Motta di Livenza e in altre parti della provincia. Quindi acqua, tanta acqua, tanti scantinati allagati, tanti garage che in questo momento sono in corso di sgombero. Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, anche il municipio ha riportato dei danni. Sì, purtroppo abbiamo avuto anche noi l'entrata dell'acqua sia nella parte d'ingresso, oltretutto al sottopasso pedonale che avete visto prima. Chiaramente la cosa che ci siamo premurati era di mettere in sicurezza che non ci fossero persone, perché è stata una cosa che si è allargata di momento in momento. Quindi ringrazio anche i miei collaboratori volontari che hanno permesso ovviamente tutta l'attività anche di sgombero dell'acqua all'interno. Stiamo parlando insomma di un importante intervento che riguardava naturalmente anche tutta la messa in sicurezza degli archivi e della parte insomma che era qui sotto. Quindi ringrazio i collaboratori del Comune e i volontari che hanno permesso di poter fare questo tipo di intervento anche in tempi ristretti. Ecco, direttore, Lucio in questo momento ti sta mostrando l'area di archivio che appunto è stata sgomberata. Chiaramente, sindaco, immagino che la quantificazione dei danni sia in corso. Sì, certo, infatti chiaramente abbiamo tutta la parte delle abitazioni, oltre alla parte che andremo a guardare qui nostra d'ingresso, e chiaramente è stata una cosa centrale che ha preso non solo questa parte ma la parte proprio parallela legata a Via Europa, che naturalmente collega poi la strada provinciale con l'altra parte. Quindi ringrazio anche i vigili del fuoco perché adesso si stanno occupando di tutta la parte delle abitazioni unitamente ai nostri volontari della protezione civile, che ringrazio, e la provincia che ci ha dato la disponibilità anche di una pompa che servirà poi a far sgomberare tutta l'acqua dal sottopasso, perché si tratta anche di una strada ad alto traffico che fa immettere tutta la parte legata alla zona di Ormelle e la parte di Negrisia, ma anche dalla parte di tutta la parte di Cimadolmo verso la strada Postumia, che attualmente è interrotta ed è una strada ovviamente ad alto traffico provinciale. Assolutamente, lo possiamo testimoniare. Tra l'altro non c'è soltanto il sottopasso di Viale Europa allagato, ma anche il sottopasso, per intenderci, di Fagarè della Battaglia. Siamo in comune di San Biagio di Callalta. Qui con noi, a proposito dei vigili del fuoco e dell'estrema operatività dei pompieri in questi minuti, c'è l'ispettore Antonio Zambon. Come state operando nella provincia? Ci può scattare una fotografia in tempo reale? In tempo reale abbiamo che il grosso degli interventi sono concentrati, oltre ai normali interventi di soccorso che facciamo giornalmente, interventi per quanto riguarda i prosciugamenti e il maltempo di questa notte sono concentrati nell'area di Ponte di Piave, Salgareda e Motta di Livenza. Qualcosina a Treviso, ecco, ma il grosso è qui a Ponte di Piave. Quante squadre, quanti uomini stanno operando in questo momento? Abbiamo 3 squadre a Ponte di Piave, Motta di Livenza una, e poi ci sono gli interventi con le squadre normali, insomma, diciamo. Senta Zambon, possiamo parlare tecnicamente di una bomba d'acqua? Cos'è successo questa mattina alle 8 per mandare in crisi il sistema?
Ma diciamo che ormai la situazione meteorologica, diciamo, di questi anni ci fa pensare che dobbiamo un po' abituarci a questi rovesci improvvisi e diciamo con molta acqua. Dopo catalogarli come bombe d'acqua bisognerebbe avere i dati alla mano, però ormai in questi anni dobbiamo abituarci appunto a questo. Purtroppo gli scarichi e le città con questa situazione non riescono a fare scaricare bene le acque piovane e di conseguenza abbiamo questi allagamenti improvvisi. Ecco. Probabilmente c'è anche un tema, le strutture, le infrastrutture non sono più in grado di rispondere a un quadro climatico mutato. Probabile, questa è una valutazione che non spetta a me perché non sono, diciamo, all'altezza, è un tema molto ampio da trattare. È chiaro che anche oggi abbiamo visto che l'acqua presa da una parte e buttata da un'altra può anche spostare solamente il problema, proprio perché abbiamo masse di acqua importanti e improvvise. Ecco. Grazie ispettore Zambon, grazie al sindaco Paolo Aroma. Ci lasciamo con queste altre immagini che sono state girate in mattinata da Lucio Zanato, riguardano Santa Maria del Rovere, la zona di via Ellero dove un albero è caduto rovinosamente a terra, 20 metri di altezza, e possiamo parlare, lo vedete dalle immagini, di una vera e propria tragedia sfiorata, perché si è avvicinato pericolosamente al giardino di un'abitazione. Insomma, una situazione che sta evolvendo di minuto in minuto, di ora in ora. Chiaramente, direttore, con Lucio Zanato, se ci saranno aggiornamenti ti richiederemo la linea. Per il momento da Ponte di Piave è tutto, a te è appunto la linea. Grazie molto davvero a Cristian Alboit, a Lucio Zanato, e diamo anche una notizia di servizio per chi transita nel Padovano lungo la strada regionale 308 del Santo. Il violento temporale che si è abbattuto questa mattina nella zona di Loreggia ha causato l'allagamento del sottopasso di via Malfattini, lo vedete nelle immagini. I tecnici sono già al lavoro, si consiglia di usare percorsi alternativi. Alcuni disagi sono stati segnalati anche a Piombino Dese e a Villa del Conte. Adesso andiamo nel Vicentino da Luisa Bertini, perché a proposito di corsi d'acqua, di allagamenti, il Bacchiglione e il Retrone spesso fanno le bizze, allagano quando ci sono grandi precipitazioni, però questa volta si tratta di capire qual è lo stato di salute anche di questi fiumi, e c'è un'indagine di Legambiente. Andiamo in diretta da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. A proposito di maltempo, un aggiornamento, qui per il momento non ci sono state criticità, anche se l'asse, diciamo, del Bacchiglione, del bacino che interessa Vicenza, è in area di criticità gialla fino a domani alle 8. Io però, tornando appunto al tema di Legambiente, del monitoraggio relativo all'inquinamento dei fiumi Bacchiglione e Retrone, presente i nostri ospiti Sara Baldinato, l'assessore all'ambiente, e Giulia Bacchiega di Operazioni Fiumi Legambiente. Voi avete fatto questa fotografia di Retrone e Bacchiglione proprio in termini di inquinamento. Che cosa emerge? Sì, è il quinto anno della nostra campagna Operazione Fiumi Esplorare per Custodire. Abbiamo monitorato, come dicevi, sia il Bacchiglione che il fiume Retrone per quanto riguarda il batterio delle Escherichia coli, quindi il tema della depurazione. Purtroppo Bacchiglione e Retrone si confermano malati cronici. Abbiamo rilevato degli alti valori di Escherichia coli, soprattutto nel fiume Retrone. Ecco, voi fate tutti gli anni questo approfondimento, questa fotografia, perché appunto non è un monitoraggio costante, ma è proprio la fotografia del momento. Emerge un po' tutti gli anni la stessa situazione. Sì, diciamo che è un trend che purtroppo si conferma, però la nostra campagna vuole essere anche motivo di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, ma anche degli enti e delle istituzioni che hanno responsabilità su questo tema. Ecco, Assessore, il Comune si sta muovendo anche per ovviare con i mezzi che ha a questo tipo di problema, anche attraverso delle campagne mirate ai cittadini. Sì, assolutamente, l'amministrazione comunale c'è, è presente, e sappiamo delle condizioni dei nostri fiumi, delle condizioni di inquinamento dei nostri fiumi, ma nell'ultimo anno, ad esempio, io personalmente ho incontrato con l'organizzazione di Viacqua, il nostro gestore dell'idrico integrato, centinaia di cittadini in tutta la città, cittadini che sono stati raggiunti negli anni,
anche parecchi anni fa da fognatura pubblica e che adesso hanno l'obbligo normativo di collettarsi, quindi da dentro casa, tanto per spiegare a chi ci ascolta da casa, devono portare fuori il tubo della fognatura e collettarsi alla fognatura pubblica per appunto aumentare la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento nei fiumi. Ecco, ricordiamo che ci sono ancora delle abitazioni, delle utenze civili e anche non civili che scaricano direttamente nel fiume. È per questo che abbiamo puntato molto su questa attività di informazione ai cittadini, perché ognuno di noi deve fare la propria parte. Oltre a questo, come amministrazione cerchiamo di rivitalizzare anche il fiume dal punto di vista turistico, perché è importante che non solo lo guardiamo quando ci fa paura oppure pensiamo al fiume quando è inquinato, ma cerchiamo di viverlo in un modo più attivo, per cui abbiamo visto le vie d'acqua in cui oltre 100 imbarcazioni hanno percorso il fiume Retrone nell'ultimo mese e anche l'anno scorso. Abbiamo stanziato una cifra considerevole per il rifacimento dell'approdo di Parco Retrone, quindi adesso siamo in fase di affidamento dei lavori, speriamo di vederlo presto rifatto, e con la provincia abbiamo sostenuto attivamente il contratto di fiume Retrone su cui siamo attivi. Tutti i comuni invitati su cui passa il fiume hanno aderito, quindi da adesso in poi il lavoro tra tutti gli stakeholders e i comuni sarà attivo proprio per tutelare e cercare di rivitalizzare e aumentare la salute dei nostri fiumi. Ecco, l'avete sentito, questo lo stato di salute fotografato da Legambiente sui fiumi Bacchiglione e Retrone e le iniziative, le misure anche di sensibilizzazione rivolte ai cittadini proprio per far vivere i fiumi. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina. Andiamo avanti con la cronaca nera, furti e spaccate a raffica in tutte le province. A Mogliano Veneto è stato scassinato un distributore, i residenti sono esasperati, quindi si torna a parlare di camminate, di controlli di vicinato. Andiamo in diretta da Francesca Bozza. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Insieme a Nicoletta Rizzetto siamo con il vice sindaco di Mogliano, Leonardo Muraro. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a tutti. Siamo in piazzetta del Teatro, uno dei punti attenzionati, soprattutto quando non ci sono eventi che vedete essere spesso organizzati qui, lo testimoniano le sedie alle mie spalle, e soprattutto in inverno quando scende la sera. Ma sono altri punti di Mogliano che sono sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione, su segnalazione anche dei commercianti, l'Associazione Mogliano da Vivere, che hanno incontrato i rappresentanti dell'amministrazione nei giorni scorsi, e sono zone ben note, vice sindaco, anche a voi. Sono zone note, sono zone nelle quali ci confrontiamo sempre con i commercianti, dove stiamo attivando una serie di azioni anche in previsione dell'apertura della piazza, perché da metà giugno apriremo i lavori della nuova piazza di Mogliano Veneto, e insieme anche ai commercianti stiamo attuando tutta una serie di iniziative proprio a sostegno della piazza e a recupero anche delle difficoltà che hanno avuto in questi 9 mesi di lavori della piazza. Ricordo che proprio questa sera in Consiglio Comunale ci sarà l'erogazione di 100.000 euro a sostegno di un'azione verso i commercianti. Tornando nella sicurezza, noi stiamo lavorando continuamente su 3-4 punti che riteniamo i più attenzionati qui a Mogliano Veneto. È la stazione, ovviamente il luogo dove purtroppo il dato elevato numero di passeggeri di scambio, siamo la 4ª stazione del Veneto per scambio di persone. Stiamo lavorando con carabinieri, polizia locale, abbiamo 5 telecamere che attenzionano direttamente questo luogo, e questo ci dà anche una certa garanzia di serenità. Poi abbiamo il centro del Broletto, che è un'altra area che stiamo attenzionando assieme a Piazza Donatori di Sangue, e poi un po' il centro. L'ultima iniziativa dei commercianti è quello di poter mettere a disposizione una pattuglia di polizia locale nelle ore dopo la pre-chiusura, per cui dalle 7 alle 8:30 alle 9, magari anche insieme a una pattuglia dei volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, proprio per dare, nel momento in cui si aprirà la piazza, per dare anche un aspetto psicologico di serenità e di tranquillità ai nostri concittadini. Anzi, io faccio anche un appello, un invito più che un appello, di venire a vedere la nuova piazza da metà giugno in poi, dove ci saranno tutta una serie di eventi, e proprio avendo anche
tantissimi eventi programmati, vorremmo che questi eventi fossero vissuti con serenità e con felicità da tutta la gente presenza, senza azioni di disturbo da parte di qualche, fra virgolette, deficiente che magari può rovinare le serate. Ecco, quindi si tratta appunto di queste passeggiate serali con gli agenti della polizia locale e i volontari dell'associazione dei carabinieri in congedo come fattore deterrente, fattore di prevenzione. Non parliamo di episodi particolarmente gravi, però parliamo anche di spaccio, parliamo di ragazzini che si divertono in modo sbagliato. Il vostro obiettivo è quello di rendere la nuova piazza, una volta restituita alla cittadinanza, una piazza di aggregazione, ma aggregazione buona, positiva. Sicuramente sì, gli investimenti che abbiamo fatto nella sicurezza sono notevoli. Solo quest'anno abbiamo investito oltre 600.000 euro per la caserma dei carabinieri, abbiamo 23 agenti e credo che siamo la seconda stazione di carabinieri qui in provincia di Treviso. Abbiamo 32 agenti di polizia locale che lavorano assiduamente. Ricordo che già dall'inizio dell'anno adesso abbiamo già fatto 17 DASPO, per cui allontanamento di persone che spacciavano, che facevano delle azioni di disturbo, per dimostrare cosa? L'attenzione che stiamo ponendo in tutto questo. 300.000 euro anche quest'anno di intervento con fotocamere per il controllo del territorio, aggiungendo alle già 120 che abbiamo. Credo che per quanto ci è possibile stiamo facendo fra virgolette l'impossibile nella sicurezza per dare la garanzia e la serenità ai nostri concittadini. Sappiamo che è un'azione un po' difficile perché la città metropolitana ha la possibilità di utilizzare l'esercito, purtroppo tanta gente, qualche personaggio si è sceso verso i nostri territori e dobbiamo attenzionarli con attenzione, per cui per quello che possiamo, ma abbiamo una forza notevole e credo che non ci sono fatti violenti. L'ultimo è stato l'assalto alle poste di 3 mesi fa, ma poi diciamo abbiamo una vita abbastanza normale e serena. E l'obiettivo è quello di mantenerla perché i cittadini possano vivere al meglio. Mogliano, il direttore faceva riferimento al colpo di questa notte in un autolavaggio di Mogliano dove i malviventi hanno preso di mira scassinando la cassa automatica per il self-service, per il lavaggio self-service. Quindi l'attenzione rimane altissima e chiaramente l'invito è quello ai cittadini di segnalare laddove vi siano degli episodi che insospettiscono e quindi prima di scrivere sui social, diceva un flash vice sindaco, prima di scrivere sui social chiamate le forze dell'ordine. Chiamare sempre le forze dell'ordine 0422 63 23 00, la polizia locale attiva dalle 7 alle 19 di sera. Dopo le 19 chiamate il 112, sono lì a disposizione per dare la vostra garanzia di sicurezza. Grazie al vice sindaco di Mogliano Leonardo Muraro e con Nicoletta Rizzetto da Piazzetta del Teatro è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza, Nicoletta Rizzetto e vediamo la rapina ai danni di una famiglia di Morgano, il racconto di Mariella Micheletto di 73 anni che si è trovata faccia a faccia con i banditi. Gli hanno portato via tutto, preziosi suoi della mamma e ricordi del marito, una vita che custodiva in una stanza. Ora non le è rimasto nulla, ma soprattutto non ha più dormito in casa sua. Si è trasferita per queste notti nelle abitazioni del figlio. Però bisogna che cominci un po' alla volta a abituarmi di nuovo, perché questo è... Pensavo di essere al sicuro con l'allarme tutto chiuso, invece non sono al sicuro per niente. Un nodo alla gola, la voce che si spezza quando ripensa a quei minuti terribili. Quanta paura, signora? Tanta, perché ancora adesso mi tremano le gambe e non si riesce a mandare giù. Mariella Micheletto, 73 anni, ci racconta di quei momenti di terrore quando si è trovata faccia a faccia con uno dei banditi. Quando ho aperto la porta che divide il reparto giorno e il reparto notte, praticamente me lo sono trovato davanti, tutto incappucciato di nero, e l'altro che lo seguiva dietro praticamente è andato verso le camere. Io ho richiuso la porta e sono andata al telefono a chiamare mio figlio e mio nipote, e poi ho chiamato il 112. La donna è barricata in cucina. Loro, nonostante l'abbiano vista, hanno arraffato tutto quello che hanno potuto, mettendo i preziosi nella federa di un cuscino. Dopo la chiamata ai familiari che abitano accanto, sono accorsi subito il figlio ed il nipote. Io non sapevo dove era mia mamma dentro casa
e non sapevo cosa gli avevano fatto, insomma. Sì che abbiamo tentato di fermarli prima di tutto. Avete lottato fino a che loro vi hanno minacciato? Sì, mio figlio ha lottato, io meno perché erano sopra il terrazzo, hanno fatto il giro e sono scappati subito, io sono solo corso dietro. Mio figlio invece ha fatto a botte con uno di loro. Sono entrati in 3 scavalcando questa rete. Loro sono entrati da questa parte qua. Quindi l'aggressione è stata qui? Qui, dopo loro sono andati avanti di là, si sono fermati 2 metri più avanti, ci hanno detto o ci lasciate andare o se no vi spariamo, abbiamo la pistola. Manca la sicurezza, dice esasperato Fabrizio, che ci diano la possibilità di difenderci. Io ero a letto, sono loro che sono entrati, sì che io potrò pur difendermi, perché io sono cacciatore, ho anche i fucili, ma non sono uscito con il fucile, appunto perché per non rischiare poi lei. Perché tanto rischio io, non loro. Loro sono liberi di fare quello che vogliono. Fra l'altro Fabrizio ci racconta che già qualche mese prima erano passati. Io avevo già visti 2 o 3 mesi fa, li avevo trovati sotto il porto che io rientravo, però non sono riuscito a prenderli perché loro mi hanno visto e sono scappati. Li ho visto saltare di nuovo la recinzione e andare via per dove sono usciti, andati via l'altra sera. Secondo lei sono le stesse persone? Secondo me sì. Giovani, ci dice, veloci, atletici dell'Est Europa, disposti a tutto e senza nessuna paura. Il servizio di Daniela Sizia ieri sera a Focus aveva dedicato la puntata, una grossa parte della puntata ai furti, alle rapine, alla violenza dilagante in Veneto. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, sui traumi subiti dalle vittime. L'attacco è un attacco di panico, le persone perdono il controllo, quindi anche l'eccesso di difesa è una cosa, se mi permette, abbastanza naturale, perché anche se è la condanna prevalente nel momento in cui ci si difende a casa propria. Quindi quello che succede nella mente umana è una perdita del controllo del perimetro di sicurezza, che è la propria abitazione, dove si è abituati di solito, diciamo, a non essere, almeno in passato, a non essere minacciati, come sta succedendo, vediamo recentemente. Dalle interviste che si sono viste, in qualche modo emerge una paura, un panico diffuso di queste persone che non sanno come difendersi, perché l'elemento oggettivo è che non si sa come ci si può difendere da una minaccia come questa. Chiudersi in casa, in reclusione a casa propria, sembra una cosa un po' assurda e paradossale. Parliamo di zone rosse recentemente, un po' questi confini che vengono imposti per controllare il territorio. Sono tutti aspetti legittimi ma difficili da comprendere al senso comune, ai cittadini. Perché? Perché non è che bloccano il panico e la paura che esiste poi diffusa nel territorio. Così il dottor Mirko Casteller ieri sera. Adesso andiamo a Padova da Valentina Visentini in diretta perché prosegue l'interrogatorio di Eric Zorzi, accusato di aver ucciso la moglie Nicoletta Rotaro e di aver inscenato il suicidio. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, è entrato veramente nel vivo l'interrogatorio ad Eric Zorzi che era iniziato nell'udienza precedente. Oggi è continuato con l'interrogatorio delle parti civili, la prima l'avvocata Aurora D'Agostino per il Centro Veneto Progetti Donna che si è costituito parte civile nel processo appunto per la morte di Nicoletta Rotaro avvenuto il 2 agosto del 2023. Un passaggio particolarmente difficile in aula c'è stato quando all'imputato hanno fatto riascoltare il momento in cui Nicoletta gli chiede di fermarsi ed esala il suo ultimo respiro. La mamma di Nicoletta, che era presente in aula, ha chiesto di uscire perché non è riuscita a sostenere questo momento, che è stato anche particolarmente difficile anche per noi che eravamo lì. E a quel punto l'avvocata D'Agostino ha chiesto ad Eric Zorzi che cosa stesse facendo in quel momento. Lui ha detto: ho tentato un approccio con Nicoletta, mi sta dicendo che la voleva violentare. Ha chiesto poi l'avvocata D'Agostino. A quel punto Zorzi ha chiesto ai giornalisti di uscire, ma l'avvocata ha detto che insomma era sufficiente questa richiesta per classificare la risposta dell'imputato a questa domanda. Ma la svolta c'è stata veramente pochi minuti fa, quando invece al termine dell'interrogatorio delle avvocate che sostengono la famiglia di Nicoletta Rotaro, una delle avvocate ha chiesto a Zorzi come mai avesse registrato il momento in cui
comunicava alle figlie la morte della mamma. L'imputato ha tentennato, ha detto ho registrato perché non sapevo bene che cosa dire, e l'avvocata ha ripetuto la domanda e a quel punto Zorzi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio poi proseguirà anche nelle prossime ore e verranno calendarizzate le nuove udienze fino alla sentenza che dovrebbe poi essere emessa entro fine giugno, questo secondo il programma. Ma prima di restituire la linea, direttore, c'è anche un'altra notizia che è arrivata pochi minuti fa e riguarda la sentenza della consulta che riguarda appunto i bambini figli di due mamme. Lo ricorderete, a Padova erano stati registrati 33 bambini con il doppio cognome. La consulta dice che la madre intenzionale può riconoscere il figlio nato con procreazione medicalmente assistita e legittimamente praticata all'estero, ed è incostituzionale il divieto di non riconoscerlo. Dunque non riconoscere il figlio lede i suoi diritti e serve un rapporto equilibrato. Il mancato riconoscimento fin dalla nascita, continua la sentenza della Corte Costituzionale, dello stato di figlio di entrambi i genitori, lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali, delle sue aspirazioni. Questo appunto quanto stabilito dalla consulta, che appunto è arrivata a Padova questa notizia ed è stata anche sostenuta e con soddisfazione dal sindaco Sergio Giordani, che come ricorderete dal 2017 ad oggi aveva registrato con il doppio cognome 33 bambini figli di due donne, e il sindaco poi dovrebbe rispondere insomma a rilasciare ulteriori dichiarazioni che vi faremo sentire anche nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Ora da Padova la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Valentina Visentini e a Cristian Roque Allende. Sono arrivate poco fa le parole del sindaco Giordani, che ha detto: sono commosso, avevo deciso come sindaco e nonno di combattere questa battaglia di civiltà fino in fondo a fianco delle mamme, delle piccole e dei piccoli. Oggi, dice Giordani, vincono i diritti fondamentali di tutte e tutti, gli interessi inalienabili delle bambine e dei bambini. Un passo avanti per l'Italia che abbiamo costruito con tenacia anche da Padova, con tante associazioni e cittadini che non hanno mai mollato. Adesso torniamo a Ponte di Piave da Christian Arboit per l'ondata di maltempo che ha colpito la Marca. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Lucio Zanato. Abbiamo cambiato location, siamo a poche centinaia di metri dal municipio, dal sottopasso che vi abbiamo mostrato prima. Ci sono tante situazioni aperte, tante emergenze in corso come questa. Ci troviamo in una via laterale di via Alcide De Gasperi. Qui c'è un condominio, lo vedete, si è creata una piscina, una vera e propria piscina. L'acqua non rientra, questa emergenza non rientra. Qui con me c'è un giovane papà, un giovane residente, Giuseppe Barchita. Cos'è successo questa mattina alle 8? Tanta acqua, io ero a lavoro ma sono stato richiamato dalla mia ragazza, in un'ora e mezza è venuta una bomba d'acqua e purtroppo non è la prima volta, perché c'era già successo, non di queste dimensioni, perché questo è stato veramente molto è riempito tanto e niente. Voi avete avuto il tempo, la prontezza di portare via le macchine, di portare fuori le macchine dai garage? Nel garage qui per fortuna non la tiene nessuno, l'unico ero io, ma la macchina mia era fuori. Ho un amico che abita di sopra che per fortuna mi ha spostato la mia e basta. Qualcuno, come vedete, non è riuscito, perché dopo, una volta che è arrivata alle porte, non riesci più a spostarla. Ecco perché il tema è questo. Voi state aspettando delle autopompe, chiaramente ci sono altri interventi ritenuti forse prioritari in corso, soprattutto quello in centro al sottopasso. Non riuscite al momento proprio ad aprire i garage? Sì, perché giustamente abbiamo elettrodomestici, congelatore, lavatrice, questo è il mio ad esempio, non riusciamo perché ho paura anche che mi faccia l'effetto di riempirlo ancora di più aprendola, quindi
Quindi si trovano diversi elettrodomestici e dovete ancora iniziare quindi la conta dei danni. Sì, quello sicuramente. Forse è l'ultima cosa che faremo, ma stiamo aspettando, più che altro perché mettono ancora pioggia e quindi la paura è proprio quella che ci ritroveremo di nuovo così. Perché, direttore, il tema è questo: guardando in basso vedete questa piscina naturale, guardando in alto ci sono delle nubi ancora cariche di pioggia e un'allerta gialla che perdurerà fino a domani mattina, quindi siete preoccupati chiaramente, potrebbe essere altrimenti. Siamo preoccupati, certo, sì, siamo preoccupati, certo. E poi c'è il tema delle manutenzioni, perché il sospetto di questi minuti, di queste ore è proprio questo. Sì, la prevenzione da parte del comune, nel senso noi possiamo fare poco perché oltre a spostare gli elettrodomestici, alzare quello che si può alzare, però se non viene effettuata la manutenzione, qui non scarica, quindi l'acqua non va giù, ovviamente è occupato anche la strada, aspettiamo, dobbiamo solo aspettare, non possiamo fare nient'altro. Giuseppe, grazie davvero. Allora, direttore, forse ce la facciamo, chiedo anche a Lucio se magari riusciamo con un colpo d'occhio a mostrare via Alcide De Gasperi, quindi ci portiamo fuori da questa piscina, perché è una vera e propria piscina. Vedete fortunatamente le macchine posizionate in zona di sicurezza. Grazie ancora Giuseppe. Allora ci spostiamo con Lucio verso via Alcide De Gasperi, perché ci sono dei mezzi, dei pompieri ancora in azione, ci sono delle case, non riusciamo a raggiungerle, ma magari vi mostriamo il colpo d'occhio, che così avete un po' la percezione di quello che sta accadendo. Ecco, in questa via praticamente tutti gli scantinati questa mattina sono risultati allagati. Fuori in fondo ci sono ancora delle pompe, in alcune vie laterali ci sono anche delle camionette dei vigili del fuoco che stanno operando anche in quella zona. Questa strada porta in Viale Europa, dove c'è il sottopasso rimasto sotto, uno dei tanti sottopassi rimasti sotto lungo questa dorsale tra Ponte di Piave, San Biagio di Callalta e Salgareda. Interventi, lo ripeto, in corso anche a Motta di Livenza. Per il momento è tutto, direttore. Con Lucio Zanato ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit e a Lucio Zanato, i nostri inviati. Andiamo avanti con le moschee irregolari, le moschee abusive. L'europarlamentare Anna Maria Cesinte plaude alla chiusura della moschea di San Donà di Piave. Aveva come sindaco di Monfalcone combattuto una lunga battaglia contro le moschee nel centro della città di Monfalcone. Sentiamo il suo commento. Ormai questa questione delle moschee è davvero molto importante, lo è per l'aspetto urbanistico e lo racconteremo, lo è anche per il significato e le attività che si svolgono all'interno di questi locali. A San Donà abbiamo fatto bene a muoverci, a tutela dei cittadini, a tutela della legalità. È di fatto un centro di preghiera e non può esserlo. Quindi bene che il sindaco, con le verifiche fatte dalla polizia locale nel rispetto di quello che la Lega e i cittadini stessi con la mia presenza avevano evidenziato, abbia deciso di chiuderlo. Allora, ormai questa questione delle moschee è davvero molto importante, lo è. Chiedo scusa, andiamo avanti con la cronaca. In regia oggi ci sono Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Una folla commossa ha salutato Matteo Marcato a Spinea, il giovane padre tragicamente scomparso in un incidente. Una comunità in lutto ha salutato per l'ultima volta Matteo Marcato, stroncato a 34 anni in un tragico incidente stradale sulla Iesolana giovedì scorso, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Un impatto frontale con un camion ha spezzato per sempre la sua giovane vita. Nella chiesa dei Santi Vito e Modesto di Spinea, un silenzio carico di dolore ha avvolto tutti i presenti. Come non pregare per la compagna Kasia, che lotta in ospedale, ma che per fortuna, pur avendo tanti passaggi da fare, riuscirà a venirne fuori e a
riabbracciare il suo figlioletto. Accanto a lui, nell'auto distrutta, c'erano la compagna Kasia, di origine polacca, e il loro bimbo di appena 7 mesi, Davide Antonio. Un miracolo nella tragedia, entrambi sono sopravvissuti. Kasia, ancora ricoverata, non ha potuto prendere parte ai funerali. Nemmeno la madre di Matteo, rimasta a casa per accudire il piccolo, miracolosamente illeso. Un padre amorevole, un compagno premuroso, un lavoratore stimato. Matteo lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra i suoi colleghi, amici e conoscenti. I primi ad accorrere per salutarlo sono stati proprio alcuni compagni di lavoro e la cugina, testimoni del forte legame che li univa. Ti ricorderemo per la tua generosità, il tuo spirito vivace, la tua capacità di rendere ogni giornata un po' più luminosa. La tua presenza mancherà profondamente a tutti noi. Il tuo sorriso e la tua energia erano contagiosi. Bastava varcare la soglia della cucina per sentirsi accolti da te, dalla tua voce, dalla tua allegria. Una famiglia spezzata, così in molti hanno commentato l'immenso dolore che questo tragico incidente ha portato con sé, ma nella speranza di chi resta vive la memoria di un uomo che ha amato profondamente fino all'ultimo respiro. Ti prometto che tutti noi ci prenderemo cura di Antonella e Michele, di Evelina, di Kasia, ma soprattutto del piccolo Davide, che crescerà felice e imparerà a conoscerti attraverso i nostri racconti e le nostre parole, perché non smetteremo mai di parlargli di te. Servizio di Nicola Marcato. La Procura di Venezia ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, come ricorderete, senza le aggravanti di crudeltà e dello stalking. E allora la Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza, perché vengano riconosciute anche le aggravanti. Per il pubblico ministero non ci sono dubbi, 75 coltellate sono crudeltà perché hanno prolungato l'agonia di Giulia, così come le migliaia di messaggi a tutte le ore del giorno e della notte e i ricatti emotivi a cui Filippo Turetta sottoponeva la ragazza sono stalking. Per questo la Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza di primo grado che lo scorso 3 dicembre aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, una sentenza che però non aveva riconosciuto le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Il pubblico ministero Andrea Petrone punta dunque a veder riconosciute le 2 aggravanti in secondo grado. Giulia venne aggredita più volte la notte del delitto e 75 coltellate dimostrano un accanimento che ha senza dubbio prolungato l'agonia della 22enne studentessa di ingegneria dell'Università di Padova, senza tener conto degli atti persecutori a cui era stata sottoposta nei mesi precedenti il delitto, una condizione che la ragazza aveva raccontato anche in un audio alle amiche in cui parlava dei continui messaggi di Filippo Turetta, messaggi in cui le diceva di volersi togliere la vita se lei non fosse uscita con lui. Turetta inviava SMS in continuazione a Giulia e questo per il PM va inquadrato come stalking. A stabilirlo ora ci penserà la Corte d'Assise d'Appello di Venezia. I termini per presentare i ricorsi scadono il 27 maggio, ma al momento la difesa di Turetta non ha presentato richiesta di appello. È stato arrestato a Padova un 41enne nigeriano che picchiava con una frusta la moglie e i figli. Quando lo hanno arrestato per maltrattamenti ai figli, colpiti più volte con la verga, si è giustificato dicendo che nel suo paese, Nigeria, funziona così. Ad incastrare il 41enne nigeriano un video della moglie che con il telefono ha ripreso le violenze e poi ha mostrato le immagini brutali ai carabinieri. La donna, anche lei, vittima negli anni di soprusi e degli atteggiamenti violenti dell'uomo, ha ripreso il marito mentre con la verga colpiva i 3 figli di 4, 6 e 10 anni. Il 41enne è ora indagato per maltrattamenti. Il pubblico ministero ha imposto il divieto di avvicinamento alla famiglia e l'obbligo di versare loro 400 euro al mese. Gli abusi e le violenze erano iniziate nel 2014. La donna aveva denunciato, poi spaventata aveva ritirato le accuse. Il 41enne si è giustificato dicendo che in Nigeria le donne vengono trattate così. Poi, quando le aggressioni sono cominciate nei confronti dei figli, la donna ha ripreso le violenze e portato tutto quanto ai carabinieri. Diamo una notizia dal giornale di Vicenza. Doveva stare lontano dalla famiglia
in manette davanti alla scuola del figlio a Torri di Quartesuolo. L'uomo di 54 anni era stato raggiunto da un provvedimento del tribunale, ma lo aveva violato altre 2 volte. Un'aggressione a Schio, è scattata la denuncia per 3 persone, una arrestata nel corso di una perquisizione, aveva quasi 1 chilo di droga nascosta nella borsa frigo. Sono scattate 3 denunce per le ipotesi di reato di lesioni personali, danneggiamento e spaccio di stupefacenti al termine di articolate indagini condotte dai carabinieri. Indagini scaturite da un'aggressione avvenuta lo scorso 21 marzo in centro a Schio, dove un uomo del posto era stato aggredito da 3 soggetti. Secondo le ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per motivi legati allo spaccio. L'aggredito, per sfuggire alla violenza in quel frangente, aveva trovato riparo a bordo di un'auto in transito condotta da un giovane estraneo ai fatti. L'auto era stata danneggiata durante l'episodio. La svolta delle indagini è arrivata quando i militari hanno dato esecuzione a 3 decreti di perquisizione personale e domiciliare. Nell'abitazione di uno degli indagati sono state sequestrate dosi di hashish e 3 bilancini di precisione nascosti all'interno di indumenti. Inoltre sono stati trovati in un locale pertinenziale dell'abitazione 8 panetti di hashish per un totale di circa 800 grammi nascosti all'interno di una borsa frigo. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida su richiesta della procura berica. Nell'abitazione di un secondo indagato invece sono stati sequestrati 2 involucri contenenti complessivamente 6 grammi di hashish. La polizia ha fermato a bordo di un furgone un ricettatore di biciclette di alto valore rubate in Italia e anche all'estero. Si tratta di un 52enne serbo che stava trasportando la refurtiva a bordo di un furgone intercettato a Padova e poi bloccato in provincia di Vicenza. Da Salisburgo a Padova ha sgominato un traffico di bici di lusso rubate. L'indagine della squadra mobile di Padova, che ha portato al fermo per ricettazione di un 52enne serbo, è partita dalla chiamata in questura a Padova di un cittadino austriaco a cui avevano rubato la bici del valore di 2.800 euro nel suo condominio a Salisburgo. Attraverso il dispositivo AirTag di cui era munita la bicicletta, l'uomo l'aveva localizzata a Padova e così allertato il 113. I poliziotti hanno così individuato il furgone che trasportava il velocipede mentre si spostava da Ponte Vigo d'Arzere verso la provincia di Vicenza, bloccandolo alla stazione ferroviaria di Tiene. A bordo del furgone altre 9 biciclette, alcune smembrate e divise in pezzi, rinchiusi in grossi sacchi neri per la raccolta dei rifiuti. Il conducente, un 52enne serbo, ha ammesso che le stava trasportando nel suo paese senza dare molte indicazioni. Portato in questura, è stato fermato per ricettazione e portato in carcere a Vicenza. L'uomo infatti era giunto da poche ore a Padova dalla Serbia con l'obiettivo di prelevare e portare le bici di valore già rubate. 2 delle bici ritrovate erano state portate via nello stesso condominio di Salisburgo da dove aveva chiamato il signore austriaco derubato. Ogni bici valeva circa 4.000 euro. Il furgone e tutta la refurtiva sono stati sequestrati. Una bici del valore di 8.000 euro era stata rubata in zona Arcella lo scorso 14 maggio. La squadra mobile di Padova sta facendo ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza di tutto il materiale rubato. La polemica sulle zone rosse e scontro a Treviso tra maggioranza e opposizione. Una maggioranza che, possiamo dirlo, non esiste più. Il litigio è continuo, è su tutto. Se il sindaco non vuole la zona rossa, Fratelli d'Italia ne chiede una. Se il sindaco accetta una zona rossa, Fratelli d'Italia ne chiede 2. Non sappiamo più come verranno governati fenomeni complessi di cui si sta facendo solo una mera propaganda e una mera battaglia politica. Attorno alla zona rossa di Via Roma l'umore interno alla maggioranza è nero, soprattutto dopo la stoccata di Mario Conte agli alleati di Fratelli d'Italia. Inutile perdere tempo chiedendo altre zone rosse, la frase pronunciata dal sindaco in prefettura con riferimento alle richieste già avanzate dagli esponenti di Fratelli d'Italia relative a Via Collalto e a Santabona. Meloniani, che in queste ore preferiscono non commentare l'uscita del primo cittadino, accolta però con malcelato fastidio. L'opposizione si insinua tra quelle che appaiono delle crepe. Quanto alla sostanza, il tema sicurezza resta, anzi si sposta. Io
Io penso che appunto la zona rossa sia un palliativo che non servirebbe, che concentrerà in quella zona tutte le forze dell'ordine, che sguarnirà le altre aree dalle forze dell'ordine e che sposterà il problema e non lo risolverà. Intanto c'è attesa per lunedì, quando il quadrante a ridosso della stazione si tingerà di rosso, con controlli rafforzati e procedure semplificate per chi sgarra. Tra i cittadini la misura sembra al momento attesa. La rossa è giusta, ci sono tante cose che non vanno bene qua a Treviso, che vanno aggiustate. Anche il fatto di spacciare qua, soprattutto qua i tunisini, i marocchini, stanno esagerando qua. È sicuramente monitorato, visto che il traffico che c'è davanti alle stazioni in generale, non solo a Treviso, è sempre un po' da tenere d'occhio, ecco. È una cosa buona, almeno così ci sta meno criminalità in giro per Treviso. La signora Aura, di origini filippine, vive in città da quasi 40 anni. Per me è giusto, non è male. È più positivo che negativo. Servono più controlli in questo? Così. Vedi, senza controllo mi fa paura camminare qualche volta. Pronta a scendere in campo anche l'ULSS 2, imminente la presentazione di un progetto contro bullismo e disagio giovanile, nel quale ci saranno anche gli educatori di strada. Stiamo lavorando, presenteremo con Sua Eccellenza il Prefetto il progetto che sarà, noi ci auguriamo, un progetto che possa aiutare ovviamente a far ritornare, come dire, questi ragazzi su un binario di educazione civica. Chi vorrebbe la zona rossa e non ha nulla in contrario è il titolare di un kebab che è stato più volte aggredito sempre a Treviso in zona via Roma. Ti auguri che questa zona rossa non sia solo per un mese, ma che la tengano per un po'? Speriamo che tengano per un po', non per un mese. Speriamo che sarà sempre. Vediamo come succede dopo. Spera in una zona rossa permanente o qualcosa di simile. Halil Meral, il titolare del kebab di via Roma, più volte finito nel mirino di violenti e facinorosi, ancora vivide le immagini dell'aggressione shock subita da alcuni marocchini. Il caso di Halil, poco meno di un mese fa, aveva fatto letteralmente il giro d'Italia quando la licenza del suo locale era stata sospesa per 7 giorni dalla questura, un provvedimento molto discusso, adottato in via precauzionale anche a tutela della vittima, ma da più parti definito ingiusto. Polemica che ora sembra archiviata, soprattutto in vista di questa prima e nuova zona rossa. Speriamo che sarà sempre la zona rossa, perché quando ci sono la forza dell'ordine qui è tranquillo, è molto bene, lavoriamo bene. Non ci sono gasine, non ci sono niente, non ci sono gli spacciatori, speriamo che sarà sempre così. In via Roma più che altrove pare di capire la presenza di agenti e militari fa la differenza, se ci sono si assiste a un vero e proprio fuggi-fuggi. Quando non ci sono le forze dell'ordine arrivano, quando ci sono non c'è nessuno qui, è tranquillo, però ci sono anche le militari qui sempre. Ci sono le carabinieri, arriva anche la polizia locale, tutti arrivano da questi giorni, è molto tranquillo. Insomma, la strada intrapresa sembra quella giusta. Lo stesso Halil, che nei giorni caldi aveva anche confidato di volersene andare, ha cambiato idea. Del resto non c'è soltanto una famiglia da mantenere, ma pure un'attività con 5 dipendenti. Non posso andare, io sono qui, anche questa è una casa mia. Non posso lasciare la mia casa, sono qui da sempre. Polemiche anche sulla zona rossa all'Arcella a Padova, ma dopo le parole del ministro Piantedosi favorevole alla decisione del prefetto si è detta favorevole alla zona rossa anche Forza Italia. Le polemiche sulla zona rossa dell'Arcella sono strumentali e non fanno bene al quartiere, così il gruppo di Forza Italia, che sostiene il provvedimento del prefetto di Padova che ha istituito da lunedì la nuova zona rossa nel quartiere più popoloso della città. Sono polemiche politiche e sono anche pericolose perché appunto poi sulla strada, sul campo ci sono gli agenti di polizia, quindi che un'istituzione come quella nella figura del sindaco, comunque l'amministrazione squalifichi la decisione del prefetto, non è istituzionalmente corretto. Secondo il vice segretario cittadino Lorenzo Innocenti, i controlli porteranno benefici e non svalutazione degli immobili, come invece aveva sottolineato l'amministrazione comunale riferendosi alla definizione di zona rossa.
È stato detto che la presenza delle forze di polizia danneggerebbe i valori delle case, i valori immobiliari, perché farebbe percepire l'Arcella come una zona insicura. In realtà io sono andato a vedere un articolo del 2013 pubblicato sul Mattino di Padova in cui veniva sottolineato come nel periodo, in quell'anno lì, rispetto al decennio precedente, le case all'Arcella avessero perso fino al 30% del proprio valore. Quindi ecco, semmai la presenza della polizia può migliorare la percezione di sicurezza e quindi anche il valore. Io credo che la partita si stia giocando sulla comunicazione soprattutto, cioè l'amministrazione che ha investito tanto in termini sia economici sia appunto comunicativi, vedendosi adesso sconfessata nella narrazione l'Arcella è cambiata, l'Arcella è un quartiere in cui va tutto bene, da questa decisione ecco, vede fallire 10 anni di progetto. Secondo Innocenti, inoltre i residenti e commercianti dell'Arcella hanno fatto molto in questi anni per il quartiere, ma i controlli delle forze dell'ordine sono uno strumento efficace anche per altre zone di Padova. Ho sollevato il tema pochi giorni fa sul rione Santa Sofia, che sicuramente ha meno problemi di sicurezza rispetto a un quartiere grande e complesso come l'Arcella, ma molti residenti si stanno organizzando per delle passeggiate, insomma, per la sicurezza, dei controlli di vicinato, perché ci sono dei fenomeni di spaccio, dei fenomeni degli accoltellamenti. Insomma, io credo che tanti residenti di Padova e commercianti avrebbero piacere di avere un maggiore presidio delle forze di polizia, quindi è un'occasione, un'opportunità e nessuno sta criminalizzando l'Arcella. Allora, c'ho il computer bloccato, mi pare no, forse no. Ieri sera ne abbiamo parlato, vi dicevo, a Focus con i nostri ospiti, è intervenuto sulla sicurezza anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Castelfranco, Guido Rizzo, sentiamo cosa ha detto. Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, che comunque viene fatto e che c'è, però d'altro canto c'è da dire che in molti casi manca anche la certezza di una pena certa, perché se andiamo a vedere quello che è successo oggi, possiamo sicuramente pensare che chi ha voluto fare questo tipo di intervento all'interno della casa di questa signora, come dicevamo prima, senza paura, c'era anche nel servizio, l'ha fatto perché evidentemente non teme quello che gli può succedere nel momento in cui possa essere arrestato. E purtroppo molte volte accade che gran parte delle situazioni di criminalità, anche lievi, perché poi invece per esempio il caso di Castelfranco è stato sicuramente un momento, ed è purtroppo un momento importante, apicale di quelle che sono le famose risse tra baby gang, tra ragazzini, ma il tutto nasce dal fatto che non hanno paura di portarsi i coltelli in tasca, di fare le risse lungo le strade, di combattersi all'interno o fuori dai locali, e questo è perché poi alla fine sanno che in una maniera o nell'altra la svangano. Così Guido Rizzo ieri sera a Focus, vediamo anche a Vicenza, ne ha parlato con noi, con Luisa Bertini, il sindaco Giacomo Possamai. Episodi di violenza e degrado in centro storico che fanno tornare alla ribalta il tema dell'istituzione delle zone rosse, non previste per ora, ha spiegato il prefetto Romano, invitando tutti i sindaci a dotarsi di regolamento di polizia urbana, cioè norme consacrate in un regolamento municipale che forniscono alle forze di polizia lo strumento per intervenire, ad esempio con i DASPO. Il Comune di Vicenza ha un regolamento molto vasto, molto approfondito, tra l'altro che aveva avuto una revisione rilevante con la precedente amministrazione, che aveva aggiornato molti aspetti del regolamento, quindi Vicenza ce l'ha, lo utilizza in maniera efficace, ovviamente lo mette a disposizione di prefettura e forze dell'ordine, perché poi può essere applicato naturalmente anche da loro, quindi la collaborazione è massima. Strumenti che non hanno durata limitata come le ordinanze e diventano di fatto norme di civile convivenza. Facciamo l'esempio di una ordinanza che abbiamo fatto recentemente, quella per esempio relativa alla prostituzione nella zona di Viale San Lazzaro, nella zona di Viale Verona. Nel regolamento è previsto un divieto di stazionamento in quelle aree, noi abbiamo aggiunto in via sperimentale con un'ordinanza ulteriori possibilità
per la polizia locale e per le forze dell'ordine di elevare sanzioni in quella zona, è altrettanto evidente che se questa ordinanza funzionerà, cioè se riscontreremo che ha un'efficacia, quell'ordinanza potrà essere inserita all'interno del nostro regolamento. Diversi punti del regolamento funzionali a servizio del decoro. Sono tantissimi i punti che intervengono sulla situazione della polizia, della igiene urbana. Per esempio il divieto di bivacco consente tutte le mattine e tutte le sere alla polizia locale di far spostare i bivaccanti dove si ravvisa la possibilità anche di sanzionarli. È chiaro che avremo bisogno di ulteriori strumenti, cioè strumenti legislativi, finché non ci sono leggi dello Stato che consentono alla polizia locale, ma ancora di più a prefetture e forze dell'ordine di intervenire in maniera più decisa. I regolamenti comunali servono a dare sanzioni amministrative. Vigilanza e repressione che camminano di pari passo con il tema della prevenzione, su cui torna il sindaco Possamai. Molti casi che creano disagi, difficoltà in città sono legati a, per esempio, persone con problemi di tossicodipendenza o di alcolismo, non a persone che poi fanno attività di delinquenza. In questo senso serve finalmente tornare ad investire sui SERT, sui servizi per le tossicodipendenze, per le dipendenze, e fare in modo che questi servizi vengano adeguatamente finanziati. 2 minuti di pubblicità e saremo di nuovo con voi. Continua lo scontro sul terzo mandato tra Fratelli d'Italia e Lega, in particolare tra Giorgia Meloni e i ministri della Lega, perché in Consiglio dei Ministri l'altro giorno la Premier ha fatto impugnare la legge della provincia autonoma di Trento che avrebbe consentito al presidente Fugatti di fare un altro mandato, ovviamente con ripercussioni anche sulla richiesta del terzo mandato del Friuli Venezia Giulia, che è una regione a statuto speciale. E intanto si infiamma la corsa per la presidenza della regione del Veneto del DOP Zaia. Vediamo un titolo della Tribuna di Treviso: Fratelli d'Italia lancia Speranzon. Raffaele Speranzon, senatore del partito di Giorgia Meloni, sfida aperta con la Lega per la candidatura. Fratelli d'Italia lancia Raffaele Speranzon, che qui vediamo con Giorgia Meloni, mentre Salvini conferma la candidatura di Alberto Stefani. È arrivato il sì del ministro Nordio al Tribunale della Pedemontana, è lì fermo da anni, è costata 12 milioni questa cittadella giudiziaria mai utilizzata, quindi grande soddisfazione della delegazione che è andata dal ministro Nordio, che ha ottenuto il suo benestare, e adesso ci sarà un decreto del governo per l'apertura. Vediamo Ferdinando Garavello da Bassano del Grappa. Siamo all'ingresso del Tribunale di Bassano del Grappa. Ieri c'è stato un passaggio fondamentale nel percorso di nascita del Tribunale della Pedemontana. Siamo con l'avvocato Francesco Savio, già presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa e figura molto attiva nella battaglia per non la riapertura, per l'apertura di questo nuovo Tribunale, che ieri era a Roma con il ministro Nordio, con la delegazione trattante. Avvocato, com'è andata? Benissimo, direi. Abbiamo avuto la conferma dalle parole del Ministro direttamente che il Tribunale si fa, quindi è la notizia migliore che poteva arrivare. Ci ha detto che è imminente la presentazione del famoso disegno di legge governativo da parte del Consiglio dei Ministri, dopodiché passa in automatico alle Camere e ci sarà l'esame delle due Camere. Ecco, l'unica variabile adesso sarà i tempi di esame di questo, però confidando che il Governo ha la maggioranza nel Parlamento, penso che non dovrebbero esserci problemi di genere.
Avvocato, per voi è stato importante ieri vedere la compattezza, il messaggio che è arrivato anche dal punto di vista politico dalla delegazione che vi ha accolto. Esatto, perché avevamo praticamente il Ministero, cioè ministro, viceministro e entrambi i sottosegretari, quindi rappresentate tutte e tre le forze politiche principali del governo, e dalle parole del ministro è stato chiaro che l'accordo del governo c'è, quindi si vuole fare, per cui meglio di così. Può essere questa anche una risposta a quanti chiedevano per favore non aprite questo tribunale alle spaccature che ci sono state, una risposta di compattezza di fronte a una proposta di spaccatura? Diciamo che non chiedevano per favore. Diciamo che spero che comincino a razionalizzare la cosa, che comincino a pensare magistrati, avvocati e sindaci che hanno incarichi istituzionali, che dovrebbero guardare agli interessi dei cittadini e non a interessi di bottega. Spero che le parole del Ministro siano state sufficientemente chiare, che ci si possa mettere anche a un tavolo e parlare, non è un problema, ma che la finiscano con questa pantomima sul no, perché veramente siamo gli unici che hanno un comitato del no, e quindi bisogna un attimo anche pensarci e fermare le armi e cominciare a dire ok, partiamo dal principio che c'è, preoccupiamoci degli organici, perché l'unica cosa giusta che dicono è che sono sotto organico, anche se esagerano un po' coi numeri, ma ieri il Ministro ha confermato che entro il 2026 gli organici saranno ripristinati, per cui non c'è nessun motivo, non solo per opporsi al Tribunale Pedemontana, ma ci sono molti motivi per dire ci vuole, è un servizio in più al territorio, cioè bisogna proprio essere, mi viene da dire veneti perché siamo sempre così, ma non siamo tutti così, per dire di no a un servizio che ti dà il governo ci vuole tutta, quindi insomma razionalizziamo la cosa e cominciamo a pensare da persone serie. Avvocato, chiudiamo con una considerazione, basta aggiungere Tribunale della Pedemontana e qui è tutto a posto. Insegna c'è già. Con questa considerazione che insomma bisogna fare, perché bisogna cominciare a pensare ormai al futuro anche di questa struttura, ringraziamo l'Avvocato Savio e vedremo che cosa succederà. Grazie a Ferdinando Garavello, che è responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa, e grande soddisfazione ovviamente da parte del primo cittadino Nicola Finco. Finalmente, insomma, dopo 13 anni di promesse, di via vai anche di politici proprio qui di fronte al Tribunale, della sede del Tribunale di Bassano del Grappa, finalmente abbiamo un governo che ci ha dato una risposta chiara, cioè il governo è intenzionato ad aprire il nuovo Tribunale della Pedemontana, hanno capito la bontà del progetto che abbiamo portato avanti nel corso degli anni e soprattutto hanno riconosciuto che questa è una delle zone più ricche del paese, più produttive del paese, e se vogliamo attirare capitali di investimenti abbiamo bisogno di una giustizia di qualità. Quindi su questo il Ministro è stato chiarissimo, ma non solamente lui ma anche il Vice Ministro, i due sottosegretari che rappresentano tutte le forze politiche dell'attuale maggioranza di governo, quindi la prima risposta è arrivata. Ci hanno rassicurato che a breve il testo entrerà in Consiglio dei Ministri per essere approvato e poi inizierà l'iter parlamentare, ma insomma la maggioranza è una maggioranza granitica, se servirà continueremo anche la nostra opera di pressing verso i parlamentari, verso le varie forze politiche, perché non stiamo facendo una bandiera di partito ma stiamo facendo una battaglia del territorio, e anche ieri ancora una volta il territorio si è dimostrato unito e compatto, quindi voglio dire un primo risultato importante l'abbiamo portato a casa. E in genere la politica del Veneto si trova a Roma a delle porte chiuse, ma questa volta il ministro era il trevigiano Carlo Nordio. Il sì del Ministro c'è, ma non solo. Sul progetto di costituzione del Tribunale della Pedemontana si è espresso positivamente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove. Qualche giorno fa, in visita al carcere Due Palazzi di Padova, rilasciava questa dichiarazione. Abbiamo una proposta di scellerata revisione della geografia giudiziaria che ha condotto a chiudere molte luci di legalità su vari territori disparati. Qui in particolar modo in Veneto il sottosegretario Ostellari ha sempre seguito la vicenda del cosiddetto Tribunale della Pedemontana. Ovviamente non abbiamo nessuna ambizione di cancellare con un tratto di penna ciò che hanno fatto gli altri, ma ci sono alcuni territori, fra cui certamente anche il Veneto, che hanno bisogno della riapertura di tribunali che servono
servano un'economia trainante e che siano anche delle luci di legalità sul territorio. Abbiamo approvato il provvedimento e quindi io credo che prima del termine della legislatura anche la revisione della geografia giudiziaria firmata a centrodestra e quindi con lo Stato che avanza e non più indietreggia approderà in Parlamento. È un ulteriore sigillo sull'iter che porterà alla revisione della geografia giudiziaria e sulla nascita dell'atteso Tribunale della Pedemontana, un progetto che compatta un intero territorio, un fronte comune che poche altre volte si è visto. Servizio di Monica Smiderle, una giornata di lavoro e di confronto dedicata ai piccoli comuni coinvolti in un progetto di ANCI per aiutare le piccole realtà amministrative a dare i servizi ai cittadini. A Castelbrando la presentazione dei laboratori dedicati ai comuni sotto i 5.000 abitanti. Carenza di personale e di risorse per far fronte alle crescenti richieste di una popolazione sempre più anziana, problemi che mettono in difficoltà le amministrazioni comunali, soprattutto quelle più piccole. Per dare risposte e sostegno, ANCI ha avviato un progetto rivolto ai comuni fino ai 5.000 abitanti, presentato a Cison di Valmarino. Parte un grido d'allarme che riguarda un po' tutti i comuni da un punto di vista normativo e di finanze, ma in particolare i piccoli, perché si vedono molte volte costretti i sindaci a guidare lo scuolabus, a mettersi in gioco in prima persona per garantire proprio quei servizi che gli vengono richiesti come a noi dei grandi comuni dai loro cittadini. ANCI affiancherà quindi i piccoli comuni, oltre 230 quelli coinvolti sui 1.700 totali che hanno aderito, in un percorso per aiutarli nelle molteplici attività. Pensiamo per esempio agli appalti su cui i piccoli comuni sono ovviamente in difficoltà, ma anche al bilancio, alla riscossione dei tributi. Ecco, l'idea è che l'associazione dei comuni affianchi le piccole realtà e i piccoli comuni in un percorso per accrescere le competenze, ma anche proprio per aiutarli a fare queste attività. Un progetto che vede l'avvio in 2 realtà del Vicentino. Uno è Nove, l'altro è Grisignano di Zocco, che faranno da aggregatori per molti altri comuni proprio per implementare e portare avanti questa sperimentazione di collaborazione fra amministrazioni, seguite però direttamente da esperti e tecnici messi a disposizione da ANCI. Politiche di trasporto locale, servizi sanitari, digitalizzazione, anche i piccoli comuni devono essere in grado di stare al passo, altrimenti lo spopolamento, specie nelle realtà di montagna, sarà sempre più grave. Dal canto loro i comuni più grandi, con i capoluoghi di provincia, hanno un ruolo importante in un'ottica di sussidiarietà. Abbiamo anche in questo caso 2 ottimi esempi in Veneto, da Treviso e Vicenza, che hanno creato la Grande Treviso e la Grande Vicenza, dove i comuni più strutturati, che hanno maggiori competenze, si mettono a disposizione per i comuni dell'Interland. Treviso ha aggregato 20 comuni, con Treviso sono 21, dove condividiamo politiche ambientali, urbanistiche, di mobilità, mettendo a disposizione quelle che sono le competenze interne, quindi i dirigenti, i tecnici, che i comuni magari della prima cerchia periferica della città potrebbero non avere a causa di tutti i problemi che sono stati citati oggi. I problemi dei piccoli comuni e poi anche quelli dei grandi comuni che spesso rimangono coinvolti in inchieste giudiziarie. A Venezia l'inchiesta Palude e la richiesta di dimissioni del sindaco Brugnaro. Oltre 1.200 firme raccolte in pochi giorni per chiedere al Consiglio Comunale di discutere l'opportunità delle dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro, ma la risposta, arrivata con 3 mesi di ritardo, è una porta chiusa. La petizione viene dichiarata inammissibile, definita di principio e quindi non trattabile né in commissione né in aula. C'è da chiedersi dove è finita la democrazia a Venezia. 1.200 cittadini avevano firmato una petizione, sottoscritto una petizione che chiedeva al Consiglio di discutere delle dimissioni del sindaco e il sindaco, o chi per lui, ha cassato, ha bloccato, ha eliminato, ha cestinato. Una decisione che ha suscitato sdegno tra le promotrici 5 donne attive in città: Carla Velli, Daniela Milani, Laura Latini, Alessandra Bardelle e Mariangela Corradini, che annunciano una nuova iniziativa, una petizione popolare indirizzata direttamente al sindaco con una novità: bastano 75 firme e il sindaco dovrà rispondere entro un mese. Questo non per sostituirci alla magistratura che farà il suo corso e neanche per mettere in dubbio la presunzione di innocenza, ma perché il conflitto di interessi che è in corso
da anni in realtà in questo momento è esploso e sta veramente mortificando i cittadini. Al centro della protesta è il coinvolgimento del primo cittadino nell'inchiesta La Palude e la richiesta di rinvio a giudizio, una situazione che sta paralizzando l'amministrazione e danneggiando l'immagine della città, denunciano le firmatarie. Lui aveva comprato, come sappiamo, questo terreno dei Pili per 5 milioni. Ebbene, lì il piano della mobilità sta prevedendo di fare un terminal e quindi espropriarlo. Il comune sta valutando invece che 85 milioni il valore di questo terreno e quindi espropriandolo questi soldi il comune, cioè Brugnaro, li darà al proprietario, cioè a Brugnaro. La raccolta firme si svolgerà in una sola giornata con 2 punti di raccolta a Rialto, nel cuore di Venezia, e in via Palazzo Amestre, un'iniziativa che si preannuncia come un atto politico forte contro un'amministrazione accusata di silenziare il dissenso. E torniamo al servizio di Nicola Marcato, torniamo a Bassano del Grappa per una paradossale vicenda che riguarda espropri, una vicenda che dura da decenni. Lo stallo del Piano Mar blocca lo sviluppo di un quadrante di grande importanza per le immediate vicinanze del centro di Bassano del Grappa. Una vicenda iniziata molti anni fa e mai condotta in porto tiene letteralmente in scacco una fetta di terreni, case e capannoni interessate dall'ormai celebre piano particolareggiato area Parolini. Il tema è di quelli che fanno rizzare i capelli in testa ai bassanesi, soprattutto a quelli che sono rimasti invischiati nel mastice delle carte, dei ricorsi e delle sentenze del Tribunale amministrativo. Già perché c'è un pugno di proprietari di terreni ed edifici che sono stati espropriati addirittura nel 2012 che aspettano di sapere come andrà a finire questa storia. Ogni amministrazione sembra avere in mano la soluzione definitiva, poi invece... Tutti quanti sì, però è 13 anni che aspettiamo l'esproprio, è 30 anni che ne parliamo. Il signor Costa, come gli altri espropriati del Piano Mar, attende da anni una soluzione a un problema che non ha creato certo lui e sul quale sta letteralmente pagando gli interessi. Eh sì, perché nelle scorse ore sono arrivate puntuali le tasse da pagare sui 2 immobili di sua proprietà bloccati dal contenzioso. Proprio oggi mi è arrivato da pagare l'IMU e là pago più di tutte le mie altre proprietà che ho e non c'ho niente perché non posso né affittare né ristrutturare. E non è mica solo una questione di tasse. Il signor Costa non può neppure affittare i 200 metri quadri del capannone finito nell'asse del Piano Mar, perché in giro, e questo è anche comprensibile, non c'è nessuno disposto a investire tempo e soldi per una struttura che domattina potrebbe essere abbattuta per fare spazio al cantiere. Difatti io avrei trovato anche di affittare anche il capannone, però nessuno viene dentro per dice sì, io metto mani qua, faccio le scaffalature qualcosa, fra un mese mi dicono devo andare via, cosa vengo qua a impegnare i soldi a cosa? Tutto qua il discorso. Costa è in contatto con l'assessore cittadino alla viabilità Andrea Zonta, come lo era con il suo predecessore Andrea Viero, e proprio all'amministrazione di Nicola Finco arriva il suo appello perché questa situazione kafkiana si sblocchi. Diteci cosa volete fare o lasciateci liberi di fare quello che vogliamo noi sulle nostre proprietà. È ora di finirla. Fate qualcosa, diteci qualcosa, liquidateci, oppure lasciateci liberi di fare quello che vogliamo sulla nostra proprietà. E continua il botta e risposta sui lavori della piazza di Rossano Veneto. L'ex sindaca Morena Martini non ci sta e rimanda le polemiche, invitando il suo successore ad un dibattito pubblico sull'argomento. Io sono disponibile ad un confronto pubblico, Morena Martini, Marco Zonta, con un moderatore, magari anche il responsabile unico di procedimento di qualsiasi altro comune che possa dire se quello che diciamo sono bugie o verità, perché dopo quello che ho sentito ieri, scusatemi, mi viene solo da ridere. Allora andiamo in pubblicità e torniamo subito. Dal 20 al 22 maggio oltre 360 espositori e migliaia di professionisti da tutto il mondo si danno appuntamento a Venezia per la terza edizione dell'evento internazionale dedicato all'innovazione e allo sviluppo del settore aerospaziale.
Oltre 360 espositori provenienti da 22 paesi, attesi più di 3.000 professionisti del settore e una forte partecipazione di buyer internazionali, in particolare dagli Stati Uniti. Con questi numeri prende il via a Venezia dal 20 al 22 maggio la terza edizione di Space Meetings Veneto, l'evento internazionale dedicato all'economia dello spazio e all'innovazione tecnologica. Stiamo parlando di un comparto che fattura 2 miliardi e 300 milioni di euro, è un comparto importante e oggi le imprese che gravitano su questo comparto sono 88 in Veneto e qui oggi direttamente allo Space Meeting Veneto, terza edizione, ce ne sono 360. Per 3 giorni il capoluogo veneto diventerà crocevia strategico per aziende, istituzioni, università e centri di ricerca impegnati nello sviluppo di applicazioni satellitari, nuove tecnologie e investimenti nel settore aerospaziale. In programma oltre 50 incontri tra conferenze, tavole rotonde e sessioni di networking. È un comparto sicuramente in crescita. Le aziende che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno nell'83% hanno avuto delle opportunità di intraprendere dei progetti nell'ambito dell'aerospazio e questo richiama anche i giovani, richiama i talenti che sono gli attori fondamentali per questa ricetta di sviluppo. L'industria spaziale vale oggi circa 630 miliardi di dollari e potrebbe triplicare entro il 2035, superando i 1.800 miliardi, un settore in forte espansione sostenuto da oltre 103 miliardi di finanziamenti pubblici con ricadute significative su innovazione e investimenti privati. Il Veneto punta a giocare un ruolo di primo piano nello scenario nazionale con un potenziale economico stimato in 4,5 miliardi di euro entro il 2040 e la prospettiva di creare 2.400 nuovi posti di lavoro, inclusi quelli dell'indotto. In tutto il mondo c'è molta rincorsa alla ricerca nell'ambito aerospaziale. Il ruolo dell'Università di Padova è quello di essere a capo dell'ARIERA, dell'aerospaziale, che raccoglie le industrie venete, oltre che anche le altre università e centri di ricerca veneti. I bandi sono molti, i nostri ricercatori devo dire che sono molto bravi sia nell'applicare che poi vincere questi bandi competitivi. La rettrice dell'Università di Padova sono 4 donne nelle università di Verona, quindi è stata eletta ieri la nuova rettrice, Venezia, Padova e Trieste. 4 donne rettrici delle università del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Francesca Bressanin, Marco Brigo, Alberto Gava, Alessandro Manera, Matteo Pressi, Luciano Sandonà e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie molto a Francesca Pezzo e a Edoardo Paris in regia e buona giornata.